Come tanto è semplice, tanto è scarna la materia prima, tanto è complicato invece mettere mano su questa materia prima e tirarne fuori uno strumento assolutamente efficiente. Voltiamo decisamente pagina adesso per la natura degli interventi, perché questo 2017, che ormai si avvia alla conclusione, credo passerà in archivio anche per essere stato un anno da un certo punto di vista storico, insomma, per le Launeddas, perché il Conservatorio di Cagliari, in questo sforzo di apertura verso le tradizioni, ha dato vita quest'anno a un corso triennale proprio per l'apprendimento delle Launeddas, affidato ad un maestro e a un docente d'eccezione come Luigi Lai. Ce ne parla Giorgio Sanna, che è il direttore del Conservatorio, anzi per noi questa è anche l'occasione per augurargli veramente buon lavoro, visto che la nomina è veramente recentissima. Grazie Gianfranco, buonasera a tutti. Grazie Giacomo, scusami. Gianfranco, siamo amici da diversi anni, quindi voce dal Senfuggì. Sì, questa è una bella novità. Considero l'appuntamento di oggi non un punto di arrivo, perché gli sforzi fatti non dal sottoscritto, come ha detto Giacomo, io sono di freschissima nomina, sono direttore da un mese, ma in realtà il lavoro, il percorso davvero difficile, soprattutto per far capire al Ministero, quindi al massimo dell'accademico e dell'ufficiale, perché avevamo l'intenzione di aprire un corso, si chiama tecnicamente Triennale Ordinamentale di Musica tradizionale sarda all'indirizzo Launeddas. Perché? Perché le Launeddas ovviamente, certamente non le troviamo nel Lazio, né nel Veneto, né da nessun'altra parte se non in Sardegna. Nel solco appunto dell'apertura e della scelta del direttore che mi ha preceduto, scelta più che condivisa, credo da molti di noi, ma anche da chi frequenta all'atere l'istituzione conservatorio, l'istituzione accademica, scelta di apertura, di dialogo con qualunque tipo di linguaggio, di formazione, scelta poi alla fine, ripeto, che ha trovato questo punto fermo. In realtà i trienni accademici ordinamentali sono due, quelli che sono stati approvati di recente. Uno è quello appunto all'indirizzo di Launeddas e l'altro è quello all'indirizzo etnomusicologico. Dovremmo così in questo modo recuperare, tra virgolette, quello che era stato il vecchio corso di etnomusicologia, che si manteneva in piedi grazie a una legge regionale, scusate non ricordo quale, ma questa legge, questi finanziamenti non ci sono più, quindi faremo in modo che quegli ex studenti e gli studenti che ancora oggi frequentano quel corso, che ormai è sperimentale, cioè non è ufficialmente, verranno transitati in questo nuovo corso. Questo fatto è molto importante perché io sto parlando da esperto di conservatorio, quindi di musica classica, diciamo tra virgolette. I conservatori nella loro vita hanno subito una grande trasformazione anche come ordini di studi. Non si studia più da noi come ho studiato io a suo tempo, cioè noi ci iscrivavamo al primo anno, a 10 anni più o meno, alla scuola media, la scuola media era annessa, dopodiché terminavamo gli studi di scuola media, andavamo al liceo, chi sceglieva di andarci all'epoca, e studiavamo per 10 anni con il sottoscritto violino o pianoforte, mia moglie, eccetera, e prendevamo un diploma di strumento, di conservatorio. Adesso con la riforma, con la 508, questo tipo di corso non esiste più, tant'è che lo chiamiamo vecchio ordinamento. È un corso che va a morire. La novità della 508 qual è? È che noi siamo equiparati più o meno, quasi, più o meno, all'università. Quindi noi esistiamo perché siamo diventati istituti superiori di studi musicali, comparto AFAM. Questo appunto cosa vuol dire? Che in quanto quasi o pseudo università teniamo corsi accademici, cioè da noi chi si iscrive? Si iscrive chi ha già un'esperienza pregressa in quel campo particolare, può essere nel nostro caso le Launeddas, ma questo corso non è un corso speciale così.
il triennio della UNEDAS è esattamente uguale alla proposta formativa che il triennio di violino, piuttosto che di pianoforte, piuttosto che di composizione. Non stiamo parlando di una cosa aperta una tantum, stiamo parlando di una materia, di un triennio ordinamentale che è incardinato nell'offerta formativa del Conservatorio di Musica di Cagliari, al pari di tutti gli strumenti che si studiano nei conservatori. Questo non sto lì a raccontare le cose interne della mia istituzione, non della mia, scusate, ma di tutti i conservatori in questi mesi soprattutto stanno accadendo cose particolari sul reclutamento e quant'altro, siamo pieni di problemi fin qui noi del comparto AFAM, però comunque sì, appunto. Ovviamente per entrare abbiamo poi insomma dei corsi che noi facciamo un po' per tutti gli strumenti che si chiamano preaccademici e si chiameranno forse fra un pochino propedeutici. Bene, di preparazione al triennio. Così anche nel triennio di UNEDAS cosa succederà? Succederà che chi dovrà accedere al triennio dovrà avere, come si dice tecnicamente, tutte le competenze, e cioè dovrà essere fornito di competenze che riguardano la teoria musicale, il vecchio solfeggio, competenze di armonia, competenze di storia della musica. Ovviamente il triennio UNEDAS è inquadrato in un determinato indirizzo, quindi storia della musica vuol dire che di Gabrieli, di Bach e di Brahms si parlerà su 50 ore, 3. Tutto il resto sarà indirizzato alla musica, alla tradizione della musica popolare in generale e di quella sarda in particolare. Al momento gli iscritti al corso triennale, diciamo ufficiale di indirizzo UNEDAS sono, sì, gli iscritti potrebbero essere 4, perché solo 4 su 61 suonatori di UNEDAS che hanno presentato domanda e che hanno fatto selezione, e su 39 che sono stati ammessi a frequentare, solo 4 perché solo questi 4 sono in possesso delle competenze di cui parlavo prima. In buona sostanza sono i nostri ex studenti, tanto per essere chiari, che però con le UNEDAS sono le prime armi. Quindi anche loro, per poter entrare al triennio ordinamentale, dovranno fare un percorso propedeutico, non per le materie di base, ma appunto per lo strumento. E che dire di più? Niente, questo è quanto. Non so se, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ho molta paura perché per me è normale parlare di materie, di trienni, di quant'altro. Non so se è stato abbastanza esaustivo il tutto. Riferendomi infatti in generale, comunque, giusto per la specificità del Conservatorio di Cagliari, tutto sommato il Conservatorio di Cagliari fra 2 anni, nel 19, compie 100 anni, quindi siamo proprio appena nati rispetto, ma anche meno rispetto a una tradizione ed una importanza come quella che si palpa. Ho sentito varie persone, io sono un po' incantato stasera, devo dire, sono arrivato molto emozionato, ma sono veramente incantato e ho ricevuto tanti di non mi era mai capitato in vita mia di vivere così intensamente una situazione così bella, così partecipata, così pregna di significato, ma non di parole belle, di cose sentite e vissute per una vita e trasmesse. Questa è una cosa veramente che mi lascia veramente sorpreso. Gianfranco sa quanto io abbia, insomma, è capitato anche quando facevo delle cose con un coro amatoriale di Cagliari, abbiamo fatto cose insieme con lui, e quindi un po' di sardità, un po', però sapete, i miei studi ovviamente mi hanno portato a orientare la testa, il cuore e le mani su altro, però devo dire che così il conservatorio davvero qualcuno dice il conservatorio si è aperto. Il conservatorio si è aperto, cosa è normale che si apra, perché la musica deve essere dentro tutti noi. La musica tradizionale, ma tutta la musica deve essere dentro. L'istituzione che ti forma
da noi da un punto di vista strumentale, altre scuole da altri punti di vista. Non può essere una cosa che alle 7:30 di sera chiude la porta e ciao, arrivederci, nel senso che mentalmente la scuola serve per la società, non è che serve a prendere 10 in latino, spesso e volentieri ci sta, ma serve a formare menti, serve a far portare avanti, a completare tradizione. Io non credo che sia retorica questa, tradizione in senso lato, tradizione stretta come Savesta oggi vuole confermare, ma anche tradizione mentale, tradizione di saperi, tradizione di odori, tradizione di tutto. La scuola ha il dovere di dare questo. Io ho finito, nel senso che non saprei più cosa dire. Mi sono stampato questa cosa e questo pomeriggio veramente non mi è servito un fico secco, perché mi sento a casa. Grazie a Giorgio Sanna, però insomma credo che comunque sia importante sottolineare questa apertura